Da un articolo che è uscito sulla Stampa abbiamo apprezzato il fatto che anche la nostra Regione rimane, ha compiuto quanto dettato da una legge, per cui ha pubblicato l'elenco delle opere pubbliche definite incompiute al 31/12/2012. Questo elenco è disponibile sul sito e si può verificare. Quello che però ha sollecitato la nostra curiosità è comprendere se queste opere, che comunque rispetto anche a altre regioni non sono molte, si ha intenzione di renderle compiute o che destino viene riservato per loro. Grazie. Assessore Bolzonello, prego, che risponda a nome dell'assessore Santoro. Va rilevato innanzitutto come la disposizione normativa statale stabilisce a regime l'obbligo di procedere all'aggiornamento dell'elenco anagrafe delle opere incompiute entro il 31 marzo di ogni anno. Stante l'imminenza della data, si evidenzia come, prima di disporre specifici adempimenti, sarà verificata la permanenza delle opere di cui dirò dopo all'interno della nuova rilevazione in itinere quest'anno. In evidenza, peraltro, come accanto alle suddette rilevazioni e quindi al di fuori della fattispecie ivi previste, la Regione abbia autonomamente disposto il monitoraggio delle opere pubbliche in relazione alle quali è stato assegnato un finanziamento statale o regionale, ma che per profili legati al rispetto del patto di stabilità sono rimaste temporaneamente bloccate. Trattasi quest'ultima di una rilevazione che ha interessato un numero prossimo alle 3.000 opere, tra le quali risultano in particolare 3 dei 5 interventi già segnalati nell'ambito della rilevazione delle opere incompiute. Le opere incompiute risultano nella relativa anagrafe al 31/3/2013 sono le seguenti. Comune di Arba, lavori di ristrutturazione con adeguamento alla normativa dell'edificio scuola elementari Marconi del capoluogo primo lotto, 100% avanzamento lavori. Comune di Latisana, intervento urgente di protezione civile e di ripristino della sezione di deflusso a monte e a valle dei ponti ferroviario e stradale del tagliamento, 87,05% avanzamento lavori. Comune di Latisana, lavori di costruzione caserma dei Vigili del Fuoco, 0 avanzamento lavori. Comune di Povoletto, lavori di realizzazione nuovo auditorium in Povoletto capoluogo, primo lotto, 61,79% avanzamento lavori. Erdisu di Trieste, lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare di via Gozzi, numero 5 a Trieste, 56,35% avanzamento lavori. Le opere che sono bloccate dal patto di stabilità sono le 2 del Comune di Latisana, nuova caserma Vigili del Fuoco che dovrebbero essere sbloccata nel corso degli anni 2014 e 2015, e l'intervento di protezione civile e ripristino della sezione a monte e a valle dei ponti ferroviari e stradale, che è finanziata con fondi regionali e quindi non escluso dal patto, e quella del Comune di Povoletto, auditorium primo lotto. In riferimento all'opera del Comune di Arba, il Comune ha ricevuto un finanziamento di circa 300.000 euro per la messa in sicurezza con i fondi statali di cui alla legge 23 del 96, norma per edilizia scolastica, con il quale ha realizzato il primo lotto dei lavori. Agli atti risulta il certificato di regolare esecuzione dell'opera e quindi il procedimento contributivo risulta chiuso. Non avendo ricevuto altri finanziamenti per il secondo lotto, l'intervento non è concluso e l'edificio non è allo stato di realizzazione tale da poter chiedere al MIUR l'apertura della scuola. Il Comune quindi ha dichiarato di avere un'opera incompiuta perché non è utilizzabile in quanto manca la realizzazione di ulteriori lavori per poter essere agibile. Attualmente l'immobile non viene utilizzato. Con riferimento al completamento dell'edificio Gozzi di competenza dell'Erdisu di Trieste, ora Ardis, si porta a conoscenza che con la legge finanziaria regionale per l'anno 2014 sono stati stanziati i fondi necessari per il completamento. In particolare l'Erdisu di Trieste, ora Ardis, ha acquistato il complesso immobiliare di via Gozzi nel 2003, ha ricevuto il primo contributo nel 2004, poi ulteriori contributi sono stati concessi nel 2006 e 2008 per sostenere un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. La ditta appaltatrice è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Trieste nell'aprile del 2013 e non ha completato gli interventi di ristrutturazione del complesso immobiliare. L'amministrazione regionale è stata autorizzata con i commi 10-13 dell'articolo 23
della legge regionale 27 dicembre 2013, a confermare i contributi già concessi e quindi a prorogare i termini per la fine lavori, ed è stata autorizzata a concedere un ulteriore contributo necessario a coprire il nuovo quadro economico approvato con perizia di variante nel febbraio 2014, che prevede una spesa complessiva di euro 3.541.770,25. Premesso quanto sopra e attesa la finalità dichiaratamente conoscitive di entrambe le rilevazioni in argomento, sia quella nazionale dell'anagrafe delle opere incompiute che il monitoraggio regionale per il patto di stabilità, si evidenzia l'opportunità di estendere anche alle opere incompiute le iniziative di prossima attivazione, volte a facilitare la realizzazione delle opere attualmente sospese per i profili legati al patto di stabilità. A tal fine gli uffici hanno già avviato un percorso condiviso anche con i soggetti attuatori degli interventi, finalizzato a dirimere le criticità ed individuare le possibili soluzioni alternative. Grazie, replica consigliera Bianchi. Grazie Assessore, poi leggerò la risposta, ma mi sembra di capire che fra le incompiute elencate più o meno c'è possibilità di procedere per tutte tranne per quella del Comune di Arba, mi sembra di capire, quindi si tratterà di verificare che cosa si potrà fare anche in quel senso. Grazie. Grazie, quindi passiamo alla IRI.